L'Italia dei Valori è attiva anche all'estero per dare voce ai bisogni degli italiani di antica o nuova immigrazione. Dal 1° al 3 giugno saremo in piazza in tutta Europa e nel mondo per riaffermare che l'Italia dei Valori vuole accorciare la distanza tra le istituzioni e la gente comune, perché la politica sia fatta negli interessi di tutti e soprattutto nella legalità. Se non vi fossero ogni anno 50 miliardi di euro di costi per corruzione, lo dice la Corte dei Conti, e 150 miliardi di evasione fiscale, i servizi potrebbero essere forniti agli italiani ovunque, nel modo degno per un grande paese moderno. Vogliamo una politica più trasparente, ispirata ai principi di legalità e giustizia, una politica che sia espressione della volontà dei cittadini e che fornisca risposte efficaci e tempestive ai bisogni della collettività italiana. Siamo dalla parte dei cittadini ovunque. Facendo questo pensiamo di onorare anche le vittime dei terremoti che hanno colpito l'Italia in questi giorni, perché la ricostruzione che verrà sia esempio di rinascita per tutto il Paese.